sul nostro sito ciaocomo.it. E allora da oggi iniziamo a parlare anche di motori, perché stanno per accendersi, e non è un modo di dire, in vista del rally di Como del prossimo, non di questo, ma quello dopo, fine settimana, quasi un altro avvenimento importante dopo il Giro di Lombardia. È venuto a trovarci qui nei nostri studi Massimo Moscardi, giornalista del Corriere di Como, esperto di motori e appassionato anche, rallista pure anche, insomma praticamente i motori ce l'hai nel sangue. E con te allora iniziamo oggi, caro Massimo, ringraziandoti di essere qua con noi a parlare di questo rally 2017, sì, non è il caso, 2017. Innanzitutto buon pomeriggio, ciao Massimo. Grazie a te, buon pomeriggio. Grazie. Parliamo sempre volentieri di motori, giochiamo anche un po' d'anticipo perché mercoledì ci sarà la conferenza stampa. Esatto, bravo. Il ruolo dei giornali della stampa, a volte anche giocare d'anticipo, insomma, e precedere un po' quello che... E allora io vorrei sapere da te, poi sentiremo anche alcuni dei protagonisti di questa edizione, alcuni dei piloti. Vorrei sapere però che rally è stato disegnato, Massimo, in questa edizione 2017, il rally di Como, giunto alla 36esima edizione, se non sbaglio. 36esimo rally trofeo a Como, esattamente. Facciamo una premessa velocissima. Le strade della provincia di Como sono quelle, non è che bisogna inventarsi molto ogni anno, quindi sono quelle delle valli, Val Cavarnia, Valle Intervie, sono quelle del triangolo lariano. Certo, i rallisti vedrebbero prove speciali un po' ovunque, però insomma ci sono zone molto abitate, ci sono zone anche della Brianza dove hanno fatto passare dei rally che però un po' per la popolazione, un po' per ragioni logistiche, insomma, sono un po' meno approcciabili rispetto ad un passato, rispetto a quelli che erano gli anni ruggenti. Io penso, per esempio, cito la prova, c'era la prova a Senna-Comasco, tra Senna-Comasco e Cucciago c'era una trentina d'anni fa, però non c'erano nemmeno case. Adesso giustamente la prova è stata sistemata. C'era anche la prova a spettacolo di Civiglio, caro Massimo, esatto, anche questo e lì c'erano migliaia e migliaia di appassionati. Esattamente, ma quella lì non è cambiato nulla, su quella di Senna-Comasco, sì, poi quella di Civiglio, poi alla fine ci sono state, ai noi, tante ragioni che hanno portato alla non effettuazione, e un problema era anche quello del pubblico, difficilmente controllabile, perché diciamo siamo tra amici, ce lo diciamo. C'erano ragioni di ordine, esatto, c'erano comunque ragioni anche di ordine pubblico, diciamo assolutamente. Che la versione diplomatica all'epoca, e fu anche vero che molti piloti, quando la gara era passata nel campionato italiano, si erano lamentati per un eccessivo stacco, nel senso: vado a finire la Val Cavarnia alle 17, poi devo aspettare 3 ore e mezza per fare pochi chilometri, e il giorno dopo ci si gioca la gara. Effettivamente dal punto di vista comunque di piloti professionisti, lasciamo perdere il pilota locale che magari vuole fare la prova vicino alla città, dal loro punto di vista era anche comprensibile. Era impagabile però dal punto di vista dello spettacolo. Il problema era proprio però, io l'ho fatta anche un paio di volte dall'interno dell'abitacolo, il problema però ci fu anche... è dovuto all'eccesso di pubblico, insomma, diciamocelo, al di là dell'appassionato che vuole tutelare la gara, nelle ultime occasioni si presentò qualche persona che forse sarebbe stato meglio se ne fosse stata a casa sua, quelli che, posso usare il termine casino in radio? Ci mancherebbe. Quelli che vanno a far casino a qualunque cosa ci sia. Ecco, queste persone sono quelle a cui forse dare la maggior parte della colpa per il fatto che non ci sia più questa prova, quelli che non ascoltano le forze dell'ordine, che se ne fregano. Sì, assolutamente, che se ne fregano di quelle che sono delle regole base, no, del rally. Diciamo che qualcuno di questi si esibì anche in un lancio di bottiglie di birra contro le auto. Ecco, queste sarebbero persone che se se ne stanno a casa loro fanno un piacere non solo al rally ma in ogni occasione. Allora resta il fatto, Massimo, che è un peccato, è un rimpianto, bravo, esatto, è un rimpianto, hai ragione tu. Una migliore gestione del pubblico, perché insomma, andare in mezzo a 2 ali di folla, c'è di buono che non è mai successo nulla, qualche piccolo incidente come può succedere nei rally. Anche questo fu un problema perché in generale, diciamocelo, un'auto esce di strada in Val Cavarnia, non si fa nulla a nessuno, non succede niente, non se ne accorge quasi nessuno, lo fai alle porte della città, ti trovi magari la foto sparata, magari per una banalissima uscita di strada, anche se un anno quello che partiva dietro di me, mi ricordo, aveva tirato giù un tubo del gas, e poi ci fu un problema quella sera, e poi ci fu un altro problema. Allora, insomma, comunque abbiamo fatto questo è giusto, ma sono contento che me l'hai fatto. Sono chiacchiere tutto sommato. Allora, chiacchiere da appassionati, però spiegami e presentami questa edizione prima di passare ai piloti. Esatto, abbiamo fatto questa lunga premessa alla fine, per dire che alla fine i percorsi sono quelli del triangolo lariano e della Val Cavarnia. Ho con me i fogli e la tabella
di marcia, perché tanto non siamo a scuola. Ricordiamo i giorni, Massimo. Esattamente, la gara formalmente 19, 20, 21, 19 è il giorno delle verifiche, quindi diciamo da un punto di vista agonistico per gli appassionati non conta, quindi è il giorno in cui i piloti fanno le verifiche tecniche, verifiche sportive, diciamo è un giorno che si devono segnare i piloti. La gara vera sarà il venerdì 20 e sabato 21 20 ottobre. e 21 ottobre, bravo, 20 e 21 ottobre, un fine settimana ancora sono 2 settimane ancora. Esatto, ancora meno. Ciao, allora, la partenza sarà, la gara è divisa tra il venerdì e il sabato. Il venerdì pomeriggio ci si sposta nel triangolo lariano, quindi ci sono percorsi fatti negli ultimi anni ma che sono stati un po' rivoluzionati dallo scorso anno, quindi non c'è più la prova di Sormano con la discesa da Sormano verso Nesso, ma i concorrenti vanno e si dirigono verso la prova speciale numero 1, do già l'orario così chi vuole che si può regolare anche a distanza di tempo. La prima è alle 15:24. Poi si spostano sul Ghisallo, la vecchia prova a piano arancio fatta alla rovescia, quindi praticamente dal Ghisallo a Bellagio, esatto, una volta si partiva da Bellagio, comunque il percorso è sempre quello che passa da piano arancio, dove tra l'altro c'è il rifugio di Carlo Galli, che lo ricordiamo sempre, è un plurivincitore del rally di Como, quindi la zona è quella del Monte San Primo. Si ridiscende, si rifà ancora al Nesso Zelbio e poi la Ghisalla, quindi il primo giorno triangolo ariano. In questo caso, rispetto al passato, alle tradizioni, non manca buona parte della Sormano, che è una prova che piace, è sempre piaciuta ai piloti nella tradizione. Questo un po' spiace, però insomma vanno anche rispettate le scelte, che comunque è una cosa che mi permetto da dire da pilota, da appassionato, cioè pilota no, da navigatore, da appassionato, magari una volta non ci facevi caso e tendevi a criticare certe scelte. Devo dire che ho avuto un ruolo anche nell'organizzazione di rally e da organizzatore capisci tante cose che magari dall'esterno non sembrano, a volte ci può essere anche molte prove speciali vengono accorciate perché a volte magari c'è una chiesa per esempio hai organizzato anche la Barelli Ronde, giusto? Sì, esatto, ero nell'organizzazione di questa gara che fino al suo epilogo, che purtroppo tutti sappiamo fu un'esperienza fantastica. Purtroppo l'ultima edizione è finita con la scomparsa di un equipaggio, con un incidente, ma prima è stata sicuramente un'esperienza fantastica. A volte ti rendi conto che devi cambiare le logistiche, magari c'è una messa e quindi il parroco recita la messa e non ti danno la strada. Un anno fu chiusa la strada fra quella d'Argenio che porta a Schignano, fu ritardata lievemente la prova perché giustamente delle persone dializzate dovevano scendere con l'ambulanza e ci fu qualche minuto di ritardo. Sono cose di cui bisogna tener conto. Ti chiedo però velocemente di parlare del secondo giorno del rally. Giorno del rally, ok, vado velocissimo con tempi radiofonici. Comunque abbiamo spiegato anche questa cosa, che molte volte le cose che non sembrano logiche hanno invece una loro logica. Il giorno dopo la gara si decide nelle valli ad ovest del lago, quindi ci sono in questo caso le due prove, l'Alpe Grande e la Val Cavarnia, vengono ripetute, le conto in diretta, dunque l'Alpe Grande per 3 volte, la Val Cavarnia per 2, sono 29 km, c'è questo giro in Valle Intelvi, in Val Cavarnia, poi le auto scendono sulla statale Regina, che sperando non abbia troppi problemi di coda, e arrivano a Como per la premiazione che è fissata per le ore 18.